Dopo Vaia, e in parte proprio a causa della tempesta, c'è una nuova, letale minaccia per i boschi dell'altopiano e dei rilievi vicentini. È il bostrico, un coleottero lungo appena qualche millimetro che attacca prevalentemente l'abete rosso, scavando intricate gallerie sotto la corteccia. Gallerie che interrompono il flusso della linfa e portano alla morte dell'albero ospite in breve tempo. Il bostrico è un parassita che rischia di fare più danni di Vaia, che rischia di mettere a repentaglio pezzi enormi dei nostri boschi, dei boschi sulle nostre montagne. C'è però una buona notizia: il governo ha stanziato nell'ultima manovra 6 milioni di euro per l'emergenza fitosanitaria, 3 milioni sul 2022 e 3 milioni per l'anno successivo, su nostra richiesta, su una spinta forte che abbiamo portato avanti in questi mesi. La speranza è che venga anche ulteriormente rifinanziato. C'è molto da fare per evitare che la presenza del bostrico, alimentata dal grande volume di alberi schiantati da Vaia, si trasformi in una vera piaga per la montagna vicentina e veneta in generale. Ora però c'è l'altra parte di impegno ed è quello di sveltire le procedure, consentire l'esbosco, le piste per l'esbosco. Serve fare in modo che le operazioni procedano velocemente. Perché? Perché il fattore tempo è fondamentale. Se non si procede rapidamente a portare via il legname, il rischio è appunto che si estendano le zone minacciate dal bostrico. Il bostrico è già presente nell'altopiano dei 7 comuni, dove Vaia ha lasciato grandi ferite nei boschi. L'altopiano dei 7 comuni è tra i territori montani più in difficoltà, più minacciati dal bostrico, appunto perché essendo stato molto colpito da Vaia e quindi avendo anche molto legname caduto, molto legname rimasto all'interno dei nostri boschi e del territorio, il rischio è appunto che il bostrico si possa sviluppare con più rapidità. Quindi in particolare per le nostre montagne questo è un tema decisivo e su cui bisogna muoversi velocemente. Ecco che cosa serve nell'immediato futuro. Servono procedure svelte, snelle, serve l'impegno da parte della Regione, serve l'aiuto nei confronti degli amministratori locali.